Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Primi accertamenti sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista morta in piscina a Bagheria. Giovedì l'autopsia. I familiari della ragazza oggi in caserma hanno incontrato i magistrati. Catania, continue minacce di morte, botte anche davanti ai figli. Fugge dal marito violento e la polizia arresta l'uomo per maltrattamenti in famiglia. Focolaio di tubercolosi scoppiato ad Alcamo. L'ASP di Trapani ha accertato 4 casi di malattia, 12 persone sono risultate positive al test. L'ASP di Messina sul soccorso del giornalista con frattura al femore a Stromboli. Il trasporto in motoape è il più idoneo, aggiorni altre soluzioni. Guerra ai tornelli sulla spiaggia di Mondello nel Palermitano. Un comitato avvia azioni legali contro gli storici concessionari privati. Catania, svolta sui rifiuti, ha approvato il nuovo regolamento che disciplina conferimento e raccolta. Per gli edifici con più di 30 famiglie tornano i cassonetti condominiali per la differenziata. Calcio, il Palermo in attesa del City pensa a Gomis in porta in Serie C. A Catania in attesa dell'amichevole di domenica, indetta l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. Bentrovati, oggi i primi esami sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista morta in piscina a Bagheria durante una festa di laurea. Giovedì sarà svolta l'autopsia da cui i familiari sperano di avere risposte. In caserma hanno incontrato i magistrati che stanno seguendo il caso. Lorena Dolci. Speriamo di avere delle risposte all'autopsia che sarà presto e principalmente stiamo ad attendere questo. È un'attesa carica di dolore quella dei familiari di Simona Cinà, che nella caserma di Bagheria hanno incontrato gli inquirenti che stanno indagando sulla morte della giovane pallavolista trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria durante una festa di laurea. Non dovranno attendere a lungo però, l'autopsia sarà eseguita giovedì insieme agli esami tossicologici. Oggi invece i primi accertamenti, la TAC e gli esami radiologici sul corpo della ragazza ad opera di 4 medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo nominati dal PM Raffaele Cammarano. Esami che serviranno a dissipare i tanti dubbi sulla morte espressi dalla famiglia e a spiegare cosa sia successo davvero in quella festa tra amici che si era quasi conclusa. Ci siamo divertite come matte, ricorda l'amica Francesca Evola, ci siamo fatte tante risate, abbiamo giocato a palle in acqua, abbiamo bevuto ma nessun eccesso con l'alcol. Era una serata di divertimento sano. Per Francesca Simona stava benissimo e non può essere annegata, racconta, perché la piscina era bassa, toccavamo e poi lei era bravissima a nuotare. Una ragazza sportiva e apparentemente in perfetta salute, la ricorda anche l'ex fidanzato sentito dai carabinieri. Era una che viveva di sport, cioè non... se avesse potuto si sarebbe allenato ogni giorno per 24 ore al giorno, cioè il suo mondo era il beach. Ci mancherai tanto, scrive oggi la Gala Sport Academy, la sua società di beach volley. Siamo fatti per stare sulla sabbia e noi continueremo a farlo a qualunque costo. Proteggici da lassù. A Catania scappa dal marito violento dopo continue minacce di morte e percorse anche davanti ai figli e la polizia arresta l'uomo per maltrattamenti. Giusy Lazzaro. Le minacce continue di morte e le percosse anche davanti ai figli minori, schiaffi e pugni contro l'ex moglie straniera e al suo nucleo familiare, vessazioni anche su uno dei figli con disabilità cognitiva e alla figlia che la donna aveva avuto da una precedente relazione. Per anni la moglie aveva sopportato vivendo in una casa in un clima di prevaricazione, ma ha avuto il coraggio di denunciare e scappare da Catania per tornare nel paese d'origine. L'uomo violento, che si vantava di aver fatto parte in passato del clan Pillera Puntina, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile di Catania lo hanno fermato per maltrattamenti aggravati. A nulla era valsa la separazione legale. La persecuzione era continuata con centinaia di messaggi sul telefono, nei quali l'uomo annunciava altre violenze, poi proseguite con continui pedinamenti della donna. L'ex marito era arrivato anche a minacciare con le armi i familiari che andavano a trovarla. A Caltanissetta erano diventati il terrore dei cittadini, sono stati denunciati 2 georgiani che hanno tentato di mettere a segno dei furti con un metodo singolare, quello della colla. Ci dice di più Rita Cinardi.
Utilizzavano il metodo della colla applicata tra le porte e i montanti al fine di verificare la presenza in casa dei proprietari, nel tentativo poi di passare all'azione e mettere a segno il furto in appartamento. Per giorni la loro presenza in città ha preoccupato e non poco i cittadini nisseni, ma adesso sono stati individuati e denunciati dalla squadra mobile di Caltanissetta. Si tratta di due cinquantenni provenienti dalla Georgia che sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza installato in un palazzo e consegnato alla polizia da uno dei residenti. In quel caso il furto non si era consumato poiché i due cinquantenni, già noti per i loro precedenti in materia di reati contro il patrimonio, una volta notate le telecamere si erano date alla fuga. In un'altra occasione due georgiani erano stati identificati dai carabinieri mentre uscivano da un altro condominio e trovati in possesso di un tubetto di colla. Nei giorni scorsi tra i cittadini nisseni si era creato un certo allarme sociale, soprattutto in seguito alla diffusione sui canali social di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che erano state divulgate dagli stessi residenti al fine di mettere in guardia i loro concittadini. Le indagini però non si fermano e sono al vaglio degli investigatori altre eventuali responsabilità. Sul focolaio di tubercolosi scoppiato ad Alcamo interviene l'ASP di Trapani, che sottolinea che i casi accertati finora sono solo 4. 12 persone però, come scrive la stessa ASP, sottoposte a 2 test per individuare il batterio, sono risultate positive. Laura Spanò. Nonostante le rassicurazioni dell'azienda sanitaria trapanese, che scrive che ad oggi ad Alcamo i casi accertati di tubercolosi attiva sono 4, di cui 2 adulti e 2 minori, tra cui una bambina di 11 mesi, e che tutti sono stati sottoposti a terapie e presi in carico dalle strutture competenti, in realtà nella stessa nota l'azienda scrive che nel corso dell'indagine epidemiologica sono stati individuati 24 contatti stretti e che sono stati sottoposti a screening tramite test di Mantux o Quantiferon. Di queste 5 persone sono risultate positive al test Mantux e 7 al test Quantiferon, quindi complessivamente 12 persone. In via prudenziale, seguendo il principio di massima precauzione, l'unità operativa epidemiologica e sorveglianza sanitaria delle malattie infettive dell'ASP di Trapani ha esteso la presa in carico anche ai soggetti della struttura IPAB frequentata da uno dei minori. Tra i 31 soggetti sottoposti a screening con Mantux tra adulti e minori, 4 sono risultati positivi. 2 delle 4 persone risultate positive avevano comunicato una pregressa TBC. Per tutti è stata avviata la terapia farmacologica. L'allarme era scattato il 6 giugno scorso. Si trattava di un uomo di 28 anni che aveva trasmesso l'infezione alla moglie e ai 3 figli minori. L'unità operativa epidemiologica guidata da Gaspare Canzoneri si è messa subito in moto per mappare i contatti e arginare la diffusione del batterio e sta seguendo l'evolversi della crisi sanitaria. Ad oggi sono oltre 100 le persone oggetto di accertamenti. E torniamo sul caso del giornalista con una frattura al femore trasportato in moto Ape per mancanza di ambulanze a Stromboli. Adesso risponde l'ASP di Messina, che dice nessuna responsabilità da parte nostra. Francesco Triolo. Arriva la risposta dell'ASP di Messina in merito all'episodio che ha visto il giornalista Francesco Viviano trasportato in moto Ape fino all'erisuperficie dell'isola di Stromboli a causa della mancanza di un'ambulanza. L'azienda sanitaria ha precisato come dal 2024 siano stati attivati bandi pubblici per garantire il servizio di trasporto sanitario extraospedaliero nelle isole minori con ambulanze speciali a dimensioni ridotte. In tutte le isole delle Eolie il servizio è attivo, compreso la frazione di Ginostra, scritto soltanto a Stromboli. Quest'anno gli avvisi pubblici sono andati deserti, neppure la Croce Rossa Italiana, che fino a dicembre 2024 assicurava il servizio, ha partecipato al bando rendendo inutilizzabile l'ambulanza precedentemente in uso. Inoltre la carenza di personale volontario sull'isola ha impedito l'attivazione dell'ambulanza di proprietà dell'ASP, problema di personale anche per garantire l'utilizzo dell'ambulanza elettrica inviata sull'isola durante l'emergenza vulcanica. Oggi, al termine di un incontro tra l'ASP e il presidente regionale della Croce Rossa, è stato stabilito che a partire dall'11 agosto e fino al 18 settembre verrà garantita la presenza sull'isola con volontari della Croce Rossa per 6 ore al giorno, con l'impiego di un proprio mezzo e personale non residente.
Mario Messina, deputato nazionale ed ex assessore regionale al turismo in Sicilia, in una nota spiega la scelta di lasciare Fratelli d'Italia. Da più di un anno, dice, la stampa alimenta unilateralmente il sospetto di condotte illecite, illegittime o eticamente discutibili a me attribuibili, nonostante l'assenza di riscontro e in direzione opposta alla valutazione della magistratura. Ciononostante, dichiara, ho vissuto un costante processo di emarginazione dal partito. Mario Messina sottolinea di aver ricevuto il 29 luglio dalla Procura di Palermo la comunicazione di non essere indagato nel procedimento penale che ha coinvolto, tra gli altri, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Guerra ai tornelli e alle recinzioni, spazio ai nuovi concessionari. Il comitato Liberiamo Mondello a Palermo mette in campo una serie di azioni legali contro il quasi monopolio della società italo-belga. A fronte di un canone di 50.000 euro portano a casa, dicono, utili per quasi 1 milione. Lorena Dolci. Una distesa di lettini e ombrelloni a pagamento, la recinzione che delimita la spiaggia e il mare che avanza ogni anno, e poi i tornelli per accedere a quella che era la spiaggia gioiello dei palermitani, oggi riservata solo a quelli disposti a pagare una trentina di euro. È l'estate della guerra ai tornelli scatenata dal deputato di controcorrente Ismaele Lavardera, che lancia il comitato Liberiamo Mondello. Liberarla da chi? Da quei soggetti che pensano che la spiaggia debba essere di privati a discapito dei cittadini che hanno necessità di rendere questa spiaggia fruibile ai siciliani. Nei giorni scorsi sono arrivati i controlli di Guardia Costiera e Finanza, ma per il comitato è solo la punta dell'iceberg. Le concessioni qui a Mondello sono tutte quante scadute, le proroghe sono state dichiarate illegittime tanto dal giudice amministrativo che dalla Corte Costituzionale, pertanto tutto quello che c'è dietro le mie spalle è abusivo. Dalla prima riunione il comitato mette in campo tutta una serie di azioni legali. La segnalazione all'antitrust, perché nei fatti l'italo-belga gestisce gran parte dell'arenile di Mondello in una situazione appunto di monopolio, e potremo fare probabilmente anche un ulteriore esposto alla Corte dei Conti, alla Procura regionale della Corte dei Conti per danno erariale, perché a fronte di un canone di poco più di 50.000 euro annui la società porta a casa utili per quasi 1 milione di euro. L'obiettivo è dare spazio ad altri operatori attraverso nuovi bandi, ma anche ridurre le concessioni a favore di spazi liberi più ampi. Svolta sui rifiuti a Catania, è stato approvato il nuovo regolamento che disciplina conferimento e raccolta. L'assessore Pesce dice mancava dal 2012 per i condomini con più di 30 famiglie, tornano i cassonetti. Tonino De Mana. 28 consiglieri su 28 lo hanno votato. Catania si è così dotata di un regolamento comunale che mancava dal 2012. Basta ed avanza per capire l'importanza del provvedimento e le ricadute sulla città. Definiti ruoli, competenze, obblighi e diritti dei cittadini. Nasce anche l'Osservatorio Comunale dei Rifiuti. Un organo terzo di garanzia, rappresentativo di esperti, di rappresentanti di associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, che vigilerà su come avviene la raccolta dei rifiuti, su come l'assessorato, la direzione opera appunto per migliorare il servizio. Si estende il sistema di raccolta domiciliare porta a porta e tornano i carrellati, come vedete in questo condominio di Viale Mario Rapisardi. I condomini che hanno almeno 30 condomini potranno realizzare al proprio interno delle isole ecologiche. Novità per i nuovi esercenti. Sarà obbligatorio avere uno spazio interno da riservare, di adeguate dimensioni, riservare per la raccolta dei rifiuti. Nel caso non sia possibile, è possibile avere un'area pubblica anche a distanza fino a 400 metri dalla propria attività. Per i vecchi esercenti cambia qualcosa. Laddove insistono più aree, più esercizi commerciali, creare delle piccole isole ecologiche per consentire a loro di conferire facilmente, a noi di raccoglierli. Sanzioni severe per chi imbrata e per chi non rispetta gli orari di raccolta. Finale in Viale Mario Rapisardi. In questo video il fossato degli anni scorsi. Queste invece le immagini di oggi con il nuovo marciapiede. L'assessore Pesce ne prende atto e ringrazia. Oggetto di tanti vostri interventi, giustamente servizi televisivi, servizi giornalistici, anche proteste da parte dei cittadini stessi, che poi erano loro stessi che conferivano. Qui ecco, con l'isola ecologica evitiamo tutto questo e rendiamo più pulito, più decoroso questo marciapiede, quindi questa strada. Ma la battaglia per la legalità continua.
Paura lungo la Sciacca Palermo per un vasto incendio divampato nel pomeriggio. Le fiamme, alte, spinte dal forte vento, avanzando velocemente lungo la carreggiata, hanno minacciato un rifornimento di carburante della zona. Visibile anche a chilometri di distanza la densa colonna di fumo. Sul posto i vigili del fuoco di Alcamo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Disagi alla circolazione rallentata nel tratto interessato dall'incendio. Una microcar che procedeva pericolosamente contromano sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo è stata bloccata dai finanzieri che, mettendosi di traverso, hanno evitato che venisse travolta da camion e auto, permettendo così ai giovani di 16 anni che erano all'interno della microcar di fare manovra e rimettersi nella giusta direzione. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Potrebbe arrivare a breve una soluzione per i circa 300 lavoratori dell'ODA, dell'Opera Diocesana di Assistenza di Catania. Da 7 mesi senza stipendio, ma in sofferenza da diverso tempo per mensilità negli ultimi anni date col contagocce, l'ODA, gravata da circa 60 milioni di debiti e con la consapevolezza di non poter abbandonare al loro destino i 1.500 assistiti, ha deciso di indire un bando per l'affitto del ramo d'azienda sanitario, il più appetibile, quello che registra utili e per il quale già si sarebbero fatti avanti anche dei soggetti che hanno mostrato interesse. All'ODA resterebbero la formazione, il ramo socio-assistenziale, ma anche i debiti, che potrebbero però essere sanati con il cospicuo patrimonio immobiliare dell'ente. Sciacca risplende con il Caravaggio, inaugurata al Teatro Samonà, una mostra evento con 22 opere e una rarissima tela originale del maestro, un segnale forte di rinascita culturale. Davide Sardo. Un viaggio tra ombre e bagliori nel segno del genio. Sciacca rende omaggio a Caravaggio. Nel rinnovato foyer del Teatro Popolare Samonà è stata inaugurata la mostra Caravaggio tra l'oscurità e la luce. In esposizione 22 capolavori cavaraggeschi, tra cui la straordinaria Incredulità di San Tommaso, una delle 2 versioni autenticate del celebre dipinto di Michelangelo Merisi, custodita in una collezione privata. Accanto alle opere ispirate al maestro lombardo, anche i lavori di Baglione, Manfredi e Gentileschi, artisti che ne hanno raccolto e reinterpretato l'eredità. Abbiamo un evento nell'evento, ossia l'inaugurazione di questa mostra di Caravaggio, importantissima, ma incastonata in questa grande struttura che è stata croce e delizia per la nostra città. Speriamo adesso di farla diventare veramente un punto di riferimento e polo culturale d'eccellenza di questa città. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 dicembre con ingresso gratuito, un'occasione per cittadini, scuole e turisti di riscoprire il fascino del barocco attraverso la potenza visiva del chiaroscuro. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio. Il Palermo, in attesa del City, dovrebbe confermare Gomis in porta. In casa Catania indetta l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. Marco Carli. Il City all'orizzonte, sabato l'Anglo Palermitan Trophy, pienone al Barbera, con gli inglesi ha giocato prima di trasferirsi il rosanero Gomez. Penso che il sogno di ogni calciatore sia giocare contro questo tipo di squadre per mettere alla prova il proprio livello, sia individuale che collettivo. Siamo felici di poter affrontare una partita così. Sono stato bene al Manchester City, sarà bello rivedere alcuni volti che conosco già, è una sensazione piacevole. Sul mercato i rosanero sembrano orientati a mantenere Gomis come primo portiere, dunque si allontanerebbe Klinsmann. Lund va al Colonia, manca solo l'ufficialità. Il Catania è pronto a riprendere a breve a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali in Coppa Italia e campionato e al primo contatto casalingo con i tifosi in occasione dell'amichevole con il Valletta FC in programma domenica al Massimino con la presenza di Pellegrini allo stadio. Sul mercato la società lavora per apportare novità all'organico magari prima della partita con i maltesi, quando si terrà la presentazione della squadra dopo il lancio social delle nuove maglie. Il nome caldo è sempre quello di Aloy dalla Ternana. Da valutare la posizione di Di Gennaro ma anche di Jimenez, con l'italo spagnolo si tratta per il rinnovo, visto il valore del giocatore, la sua capacità di ricalcare più ruoli. Se non ci sarà accordo potrebbe essere messo sul mercato, visto che la scadenza del suo contratto è del giugno del 2026. Intanto è stata indetta il 16 ottobre l'asta per l'aggiudicazione di Torre del Grifo. L'offerta minima è di 4 milioni di euro sulla base della proposta formulata dal Catania. A Siracusa in arriva il difensore lituano Sapola, oltre
oltre al mediano Frosali, entrambi classe 2006 dal Pisa. A Trapani, Camporese, centrale del Milan Futuro, è un obiettivo, ma bisogna vincere la concorrenza di altri. Necessario sfoltire la rosa, in uscita Ruggiero e Celiento. 3 atleti del circolo canottieri Ionica andranno al World Games 2025 di canoa polo. Si tratta di Tommaso Gaetano Lampò, di Roberta Catania e di Flavia Landonila, che sono stati convocati per la competizione in programma Chengdu in Cina dal 13 al 16 agosto. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata.